Eccoci mister, questa volta siamo stati noi un po' fortunati, anche se lei dice che la fortuna nel calcio non esiste. Un 1-0 che ci toglie dal pantano e ci fa dimenticare quelle 3 sconfitte, anche se bisogna rifletterci su. Ma io dico che la fortuna va cercata con la prestazione, anche oggi rispetto alle ultime 3 partite qualcosina in più abbiamo fatto, secondo me. Primo tempo molto bene, secondo tempo siamo stati attenti, un po' scottati dall'esperienza di queste ultime partite dove magari nella prima occasione l'avversario ci faceva gol e siamo stati bravi a continuare a giocare. Poi abbiamo trovato questa perla di Fabbro e invece loro non l'hanno trovata perché Favaro ha fatto una parata strepitosa al 95esimo. Questi sono gli episodi, ma al di là di questo a me sono contento, come ero contento domenica scorsa della prestazione della squadra. Io non me la sento di giudicare il risultato. Il risultato è chiaro, io sono contento di vincere, vorrei sempre vincere, però ero contento anche domenica scorsa della prestazione, lo sono di più oggi e sono contento soprattutto del risultato. Sì, oggi l'importante era non perdere, questo era l'imperativo, perché una quarta sconfitta un poker negativo sarebbe stata una mazzata, insomma, anche per i ragazzi come spirito spogliatoio, per quanto tenga, insomma, i risultati contano. Noi abbiamo un grande gruppo, i ragazzi sono veramente un grande gruppo e non hanno paura di niente e non avremmo avuto paura neanche della quarta sconfitta, perché nel calcio quando si gioca ci può stare, sono anche gli avversari. È chiaro che abbiamo fatto di tutto perché questo non accada e l'abbiamo fatto secondo me nella maniera giusta, sbagliando molto poco e stando sempre in partita fino al 90esimo. Sì, adesso mancano 3 partite alla fine, poi ci sarà un mese di stop del campionato che ci servirà forse a recuperare i giocatori o a recuperare mentalmente. Ma noi non abbiamo problemi, noi abbiamo un obiettivo, è quello di fare un buon campionato, di arrivare tranquillamente a fare il nostro bel campionato, poi vediamo un po' cosa succede e dobbiamo continuare a dare soddisfazione al nostro pubblico che anche oggi ci ha seguito numeroso e questo è il nostro obiettivo. Per adesso noi dobbiamo stare tranquilli, non c'è nessuno che ci pressa. Perciò pensiamo all'immediato che sarebbe il Conegliano Perfetto. domenica al Mecchia. Perfetto. Bene, grazie mister.